Pioggia battente su tutta la Marca e una vera e propria bomba d'acqua su Giavera del Montello, allagamenti e disagi, strada bloccata a Follina per una frana, allerta meteo fino a domattina. 50 anni fa il voto per le regioni, il capo dello Stato Mattarella elogia Zaia, parole che consacrano la giornata e rilancia il processo di autonomia intrapreso dal Veneto. Facoltà di Medicina a Treviso, le controdeduzioni della Regione allo stop del governo. Il sottosegretario Martella rassicura la questione è tecnica e risolvibile. A Conegliano questa mattina flash mob per contestare la scuola digitale a distanza. Nonostante le mascherine non sono mancate le polemiche per l'assembramento. Fase 2 della sanità trevigiana, nuove modalità di accesso agli ospedali per visite e esami e per andare a trovare i ricoverati, braccialetti colorati e misurazione della temperatura prima di accedere. Assalto nella notte al Postamat di Riese Pio X, caccia ai banditi fuggiti a bordo di un'auto scura, bottino ancora da quantificare. Sarà inaugurato ufficialmente in autunno il nuovo municipio di Pieve di Soligo, un ritorno al centro del paese per un palazzo protagonista delle polemiche per il fascio littorio riscoperto durante la ristrutturazione. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano l'ondata di maltempo che oggi si è abbattuta anche sulla Marca trevigiana. Subito dopo mezzogiorno un violento e costante nubifragio si è abbattuto soprattutto nella zona pedemontana da Vittorio Veneto al confine con il Bassanese. Le località colpite con il Muson dei Sassi ed il canale Brentella vicini allo straripamento, scantinati ma anche negozi come Ferracin di Refrontolo allagati e per le prossime ore non si annuncia nulla di buono nel servizio, il resoconto della giornata. Appariva così nel primo pomeriggio di oggi la pedemontana trevigiana vista da Treviso. Pioggia intensa ed incessante lungo tutta la fascia da Vittorio Veneto fino al confine con il Bassanese. Così fitta che da Casella non si riusciva a vedere la città di Asolo. Una quantità d'acqua che l'intera rete idrica della Marca ha faticato a trattenere con questi risultati. Questo è il Muson dei Sassi, a Casonetto di Asolo, torrente che più volte ha sommerso parte di Castelfranco. Qui l'utilizzo della vasca di espansione di Castello di Godego ha evitato il peggio. Non così è andata a Giavera, dove il Brentella è esondato con oltre 10 cm d'acqua sulle strade, purtroppo nei scantinati. Brentella che solo per l'allentarsi della pioggia non è tornato ad esondare anche a Montebelluna. Queste sono le immagini delle case inondate mercoledì scorso, da quella dell'ex sindaco Dino De Longhi a quella di familiari vicini, tutti con tavole, teli e ogni altra cosa utile per deviare le acque da bocche di lupo e soprattutto case e taverne. Stessa situazione per molte abitazioni lungo le strade di Montebelluna, dove in alcuni punti l'acqua ha superato i 20 cm d'altezza. Anche dal quartiere del Piave giungono immagini di case e strade allagate. Tra le attività colpite anche i magazzini Ferracin di Refrontolo, qui l'acqua ha raggiunto i 50 cm all'interno dei locali. Dopo la pioggia intensa caduta poco dopo mezzogiorno, qui siamo a Sernaglia. Il sindaco Mattia Perencin segnala l'intervento della protezione civile a Soligo, con l'asilo e la centrale termica delle scuole allagate. Volontari e pompieri in azione in altre località del comune di Farra, con un totale di una quindicina di scantinati allagati. Con le esondazioni vanno segnalate anche le frane, come a Borgo San Vittore sulle colline UNESCO, ma anche a Fregona. Infine allagamenti, pali telecom e alberi caduti anche a Gagliarine, situazione che potrebbe peggiorare nelle prossime ore, come sottolineano dal Consorzio Piave. Infatti vasche di espansione piene e terreno intriso d'acqua potrebbero preludere ad ulteriori allagamenti. E la situazione è difficile anche a Refrontolo, nella zona del Molinetto della Croda. Vediamo insieme le immagini che ci sono proprio appena arrivate in questo istante in redazione. Le vediamo insieme. Ecco, questa è la cascata del Lierza, del torrente Lierza, come vedete stracolmo d'acqua. Naturalmente torneremo ad aggiornarvi su questa ondata di maltempo nel corso della nostra edizione straordinaria del TG, onda appunto subito dopo il notiziario di Treviso. Veniamo ora alla situazione relativa al contagio da coronavirus. Diffuso poco fa il nuovo bollettino della Regione del Veneto. Per quanto riguarda i contagi, ci sono 3 nuovi casi positivi, lo vedete appunto nella grafica rispetto a questa mattina. Complessivamente comunque i casi in Veneto nelle ultime
ultime 24 ore sono con un ottimo andamento. Ci sono però da registrare ancora 5 vittime, raffrontando il bollettino nell'arco delle 24 ore. Casi totali in Veneto 19.183, uno in più di ieri. Questo dunque il bollettino diffuso dalla Regione del Veneto e anticipato questa mattina nel consueto punto stampa del governatore Luca Zaia, che però ha voluto soffermarsi su un anniversario importante, quello di oggi, 50 anni della regione Veneto come delle altre regioni italiane, una ricorrenza che è stata celebrata oggi anche dal Capo dello Stato Mattarella, che ha elogiato le regioni con delle dichiarazioni che sicuramente potrebbero pesare nel processo di autonomia intrapreso dal Veneto. Sentiamo. Oggi ricorre una data importante, no? Il 7 giugno del 1970, e quindi sono 50 anni oggi giusti, e dalla prima elezione delle regionali. Quindi nel 7 giugno del 1970 si votavano i primi amministratori regionali con la costituzione l'istituzione dell'ente regione. Un anniversario che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha celebrato con un messaggio inequivocabile. Il principio di autonomia delle regioni e degli enti locali, ha affermato il Capo dello Stato, è alle fondamenta della costruzione democratica, perché appartiene al campo indivisibile delle libertà e costituisce un regolatore dell'equilibrio costituzionale. Sentite, ci arriva l'autonomia per via DHL, qui, cioè arriverà a 100 all'ora. No, io al di là delle battute ringrazio il Presidente Mattarella per aver voluto consacrare questa giornata. Sconosciute nel Regno d'Italia, dove al massimo c'erano le province, le regioni nacquero con la Costituzione repubblicana del 1948, ma furono istituite di fatto solo dopo 22 anni. Oggi, a 50 anni dalla loro istituzione, ne viene fuori, alla luce anche, io penso che il Presidente abbia valutato anche quello che è accaduto durante l'emergenza coronavirus, ne viene fuori una solidità di quello che è la logistica istituzionale in questo Paese, dove le regioni non sono un ente inutile, ma sono un ente che ha assunto un'operatività e un livello di conoscenza dei territori e di difesa dei territori che è unico. La lettura del messaggio presidenziale da parte del Presidente Zaia è suffragata dall'ultimo passaggio del Capo dello Stato. La stessa lotta alla pandemia, ha detto Mattarella, ci ha posto di fronte a nuovi interrogativi su come rendere migliore il servizio ai cittadini ed evitare che conflitti e sovrapposizioni tra istituzioni possano creare inefficienze paralizzanti o aprire pericolose fratture nella società. Un riconoscimento che potrebbe essere significativo anche nel cammino verso l'autonomia del Veneto. Io penso che le regioni escano con più vigore da questa partita e anche con un nuovo posizionamento dal punto di vista di architettura istituzionale nazionale. Ho esordito prima dicendo se qualche anno fa si metteva in discussione la loro esistenza, oggi il cittadino sa che in regione penso sia l'unica realtà assieme ai comuni dove i tuoi rappresentanti te li eleggi direttamente, mettendoci il nome sulla scheda. Hai la garanzia che comunque non c'è, sono rappresentanti del popolo, è un organo che legifera, che non è irrilevante, e poi è una realtà che comunque ha dimostrato di essere operativa. E torniamo ora sulla questione della facoltà di medicina a Treviso. È già partita per Roma, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, la lettera di controdeduzioni della Regione Veneto in relazione all'impugnativa decisa dal Governo della legge regionale che riguarda l'attivazione da parte dell'Università di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana. Nel documento si sottolinea che la disposizione di legge regionale non autorizza alcun incremento del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in contraddizione con la disciplina statale di computo del relativo fabbisogno, ma si limita a sostenerne l'attivazione da parte dell'Università di Padova a decorrere dall'anno accademico 2020-2021. E sul tema della facoltà di medicina a Treviso
Treviso interviene anche il sottosegretario Andrea Martella, che lancia un appello a moderare i toni. La questione è tecnica e risolvibile, dice: siamo tutti d'accordo sull'attivazione del corso. Penso che ci si possa mettere intorno a un tavolo, superare questi rilievi tecnici, evitare l'impugnazione, fare in modo che l'anno accademico possa partire, ma che questo avvenga nel rispetto delle leggi. Siccome le risorse a disposizione ci sono, io credo che sarà possibile evitare l'impugnazione. Disponibili a non impugnare la legge regionale istitutiva del corso di laurea in medicina a Treviso, a patto che si ragioni su risorse e competenze. L'attivazione di un percorso universitario, ribadisce il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, è affare nazionale. Non è che può decidere Zaia dell'apertura dell'anno accademico o delle iscrizioni degli studenti, va fatto nell'ambito di una politica nazionale che riguarda il Ministero dell'Università e della Ricerca. La questione è anche finanziaria, inutile scomodare il Fondo Sanitario regionale quando ci sono le nuove risorse del decreto rilancio. Siccome in questo momento abbiamo stanziato una grande quantità di risorse, sia per la sanità, 3 miliardi e 2, sia per l'università, 1 miliardo e 4 in 2 anni, di cui 500 milioni proprio a favore degli atenei, io credo che non ci sia nessun problema a risolvere questa questione, a superare i rilievi di ordine tecnico, ad avere le risorse a disposizione senza togliere dalle ILEA, cioè dalle risorse che servono alla sanità regionale, e permettere quindi che si possa avviare l'anno accademico. Insomma, nessuno mette in dubbio il corso in sé. Certo, la partita tra pandemia, autonomia ed elezioni regionali rischia di diventare incandescente. Andrebbero evitati toni eccessivi, parole forti, ricerca di contrapposizione, in questo caso inutile. Siamo tutti d'accordo sull'opportunità che ci possa essere una nuova sede della Facoltà di Medicina a Treviso. E a proposito di istruzione, flash mob questa mattina in centro a Conegliano di genitori e di insegnanti per contestare la scuola digitale a distanza. Mascherino e buona volontà non hanno evitato le critiche di assembramento. Vediamo. Il tempo di cantare la filastrocca di Gianni Rodari e la manifestazione di domenica mattina sulla scalinata degli Alpini di Conegliano si è sciolta con la stessa rapidità con cui si era costituita. In 500, 250 per il commissariato, si sono ritrovati su questi gradini e con qualche critica per l'estrema vicinanza per dire no alla scuola digitale e a quella a distanza. Questa non è una manifestazione di protesta, ma bensì un'iniziativa di sensibilizzazione. Una scuola così non può proprio andare bene con la didattica a distanza. Pochi minuti ma decisamente intensi, in un'atmosfera gioiosa tra applausi e cartelloni. La scuola è aggregazione, è socializzazione. Ma ci vediamo un bambino di 7 anni, 6 anni che va in prima elementare, sta salutando il proprio genitore, dall'altra parte si trova il maestro con la mascherina, cioè senza un sorriso, è vuoto. Chiara la posizione sulla didattica, quanto confusa quella sulla prevenzione del possibile ritorno del contagio. Io sono docente, una scuola superiore, allora mi rendo conto che la didattica a distanza è stata necessaria per dare risposta all'emergenza, ma quello che stiamo aspettando è una pianificazione di quello che verrà per i nostri bambini, per un ingresso a scuola in presenza. Però dicono non le mascherine, però come si può coniugare con il contagio? Allora io penso che si possa decidere anche più avanti, anche guardando poi il decorso del contagio. Con il buon senso, perché se ci limitiamo ad applicare in maniera puntuale tutte le leggi manca il buon senso e questo paese ha perso il buon senso oggi. Perché la scuola venga riaperta e nelle modalità di sempre, perché questa è la verità che da sempre. E gli anziani che dicono poi i nostri nipoti vengono a portarci il contagio a casa? Fa parte della vita. Fase 2 della sanità trevigiana, nuove modalità di accesso agli ospedali per visite, esami e per andare a trovare i ricoverati. Vediamo. Signora, buongiorno. mi allunga la manina più che può, in modo che andiamo a formare il metro
di distanza. Io sto fornendo una mascherina adeguata di tipo chirurgico perché il signore non avrebbe proprio quella regolamentare. Varchi d'accesso delimitati, igienizzazione delle mani, controllo della temperatura, mascherina chirurgica a norma e indossata correttamente. La fase 2 negli ospedali della Marca è cominciata e prevede tutta una serie di nuove norme per accedere alle strutture sanitarie. L'obiettivo è impedire che il virus possa entrare nuovamente in reparti ed ambulatori, isolando e separando il percorso per eventuali pazienti con sospetto Covid. Ad effettuare i controlli all'ingresso i volontari dell'AVO e personale dell'ULSS, ad indicare che tutto è a posto un braccialetto blu. Quel braccialetto blu entra e va direttamente dove deve andare a fare esami diagnostici, visite specialistiche o trovare il parente. Il braccialetto giallo viene ovviamente indirizzato in un percorso, quindi viene spiegato e portato o a malattie infettive nel momento in cui abbia questi problemi, oppure in un percorso particolare privilegiato dove il paziente sospetto, entrando in pronto soccorso, viene poi messo in un'area ovviamente protetta, dove finché non riusciremo a fare tutti gli accertamenti del caso resta. L'epidemia di coronavirus ha rivoluzionato la ripresa dell'attività ospedaliera ordinaria. Per visite e controlli si entra soli e massimo 15 minuti prima dell'appuntamento. L'accompagnatore è previsto solo per minori, persone non autosufficienti o comunque fragili o per chi ha difficoltà linguistiche. L'enorme mole di prestazioni sospese durante l'emergenza ed ora da recuperare e le operazioni di sanificazione dell'ambulatorio dopo ogni visita rendono necessarie nuove modalità, estensione degli orari e ricorso alla telemedicina. Tutte le visite e controllo, per chi vorrà, le faremo in telemedicina, dalla cardiologia alla pneumologia, a qualsiasi altra, alla dermatologia, in modo tale da evitare che la gente, soprattutto nel periodo caldo, quindi parliamo di metà giugno, luglio, agosto, dove anche la persona anziana con più patologie deve venire a fare una visita di controllo, la potrà fare. Sentiamo ora quella che è la preoccupazione dei gestori dei locali da ballo. Noi, dicono, siamo ancora chiusi ed esclusi dagli aiuti. Sentiamo. Sono stati i primi a chiudere a fine febbraio e saranno anche gli ultimi ad aprire, quando con esattezza ancora non si sa. Cresce la preoccupazione per i gestori dei locali di intrattenimento, discoteche, sale da ballo, luoghi di svago per tutte le età che ormai da oltre 3 mesi hanno visto azzerati gli incassi. Dei dipendenti non tutti hanno visto la cassa integrazione, senza contare tutti gli altri lavoratori legati al mondo dello spettacolo che non sono coperti da alcun ammortizzatore sociale. Noi abbiamo un mondo molto vasto collegato, quindi artisti di tutti i generi, non solo i DJ ma i cantanti, i musicisti e poi tutto quello che è l'artistico in genere, quindi performer piuttosto che ballerini, acrobati, abbiamo di tutto. Infatti io mi batto spesso ultimamente quando ho la possibilità di discutere anche pubblicamente perché il nostro mondo venga equiparato al mondo della cultura, perché siamo veramente non considerati anche per questo motivo, mentre da noi la cultura c'è. Il presidente del Veneto Luca Zaia, che ieri ha incontrato la categoria, ha confermato l'impegno della regione nella stesura di un'altra ordinanza, probabilmente la prossima settimana, per far ripartire presto le attività ancora ferme come appunto le discoteche, ma anche cinema, teatri e poi gli spettacoli dal vivo, le fiere e le sagre. Domani, proprio per le fiere, è previsto l'incontro con il ministro Gualtieri. Martedì si chiuderanno i tavoli a livello nazionale per le ultime linee guida che riguardano la congressistica, gli spettacoli, le sale gioco e le discoteche. I commercianti di Treviso si stanno mobilitando contro lo stop prolungato del Canova. Nei prossimi giorni presenteranno un progetto per intercettare i flussi del Marco Polo di Venezia. Sentiamo. La situazione inizia a essere drammatica anche in vista dell'estate e di un'estate che probabilmente sarà a freno a mano tirato, perché comunque anche con l'ultima notizia dell'aeroporto che non riaprirà il 1° ottobre, i turisti saranno sempre più in difficoltà per raggiungere il nostro capoluogo e quindi rischiamo veramente di dover
stringere i denti per 3 mesi, ma non sarà così facile come si sperava. La tegola della chiusura prolungata del Canova proprio non ci voleva. 0 voli uguale 0 turisti, soprattutto stranieri, una voce in meno, un problema in più per un centro, quello di Treviso, che da anni segnava invece una graduale crescita di visitatori, ma i commercianti studiano un loro piano B, con l'obiettivo di intercettare i flussi in arrivo a Venezia. Non ci siamo persi d'animo, annuncio già che già da ieri stiamo lavorando con le agenzie di viaggio e con le agenzie di trasporti della nostra associazione per preparare un progetto che presenteremo nei prossimi giorni sia al Comune di Treviso sia all'assessore del turismo Veneto Caner, per cercare di veicolare comunque parte degli arrivi a Venezia verso la nostra città, verso Treviso. Ci permetterà magari di mettere un cerotto su una situazione che può farsi veramente drammatica. Drammatica, come hanno evidenziato i numeri della Camera di Commercio, 128 le aziende perse con il lockdown nel Trevigiano, negativi i segnali sul fronte degli affitti. Le agenzie immobiliari stanno iniziando a ricevere diverse disdette perché non in tutti i casi magari si riesce a mediare un nuovo canone d'affitto almeno per i mesi del 2020 e quindi molte attività sono costrette alla disdetta. Questa disdetta spesso poi è mirata a cercare nuovi spazi magari economicamente più sostenibili, ma non in tutti i casi. Ci sono già diverse attività che hanno scelto di chiudere una volta per tutte. Anche per questo si guarda con preoccupazione al dibattito sull'attivazione del corso di medicina in città. Perdere un'occasione come questa anche per il tessuto economico della città rischia di essere un'altra batosta dopo un anno che già ci ha fatto solamente del male. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Restiamo in centro a Treviso tornando sul tema dei plateatici ampliati come sostegno alla ristorazione. In alcune vie ci sono ora tavolini e sedie al posto delle auto. Vediamo. Io vengo da Croazia, in una città vicino al mare, e queste cose sono sempre state ben viste. E se a Fiume immagini così sono la normalità, a Treviso via Avogari è la prima via chiusa al traffico per lasciare spazio a sedie e tavolini. È una delle applicazioni pratiche delle concessioni di plateatici ai locali per cercare di recuperare posti persi causa coronavirus. Ed è anche un esempio di come, anziché farsi la guerra all'ultimo coperto, la comunione di intenti da inizio giugno ha portato beneficio a tutti. Sono reazioni positive sia da parte del vicinato che tutta la comunità intorno alla via, che prima di tutto ha abbellito la via e l'ha resa un pochino più vivibile, insomma, rispetto a prima. E poi i nostri clienti lo apprezzano perché hanno posto fuori, hanno più spazio, si sentono più all'aria aperta, insomma. E anche la collaborazione con gli altri, con il ristorante di fronte, col bar all'angolo, è aumentata in quanto riusciamo a fare un gruppo commerciale insieme per affrontare questa cosa. In realtà l'idea della strada convertita totalmente a plateatico non era nuova. È stato tutto abbastanza semplice e veloce, molto di più rispetto al passato quando abbiamo tentato, ma c'erano dei cavilli abbastanza difficilmente superabili. Un esperimento seppur a termine riuscito quindi, che potrebbe essere preso ad esempio per altre vie poco utilizzate del centro e non solo. Noi abbiamo avuto la concessione per tutta l'estate. Speriamo che possa continuare perché non vedo niente di male nell'aprire la città a queste iniziative, insomma, la rende molto più viva. Uno dei posti che i turisti si fermano a fotografare molto spesso, quindi vuol dire che c'è curiosità, che c'è interesse, che è bello da vedere. La cronaca, ora andiamo a Riese Pio X, dove questa notte una banda ha fatto saltare il postamat di via Giorgione. Sentiamo. Questo è il risultato dell'esplosione che ha svegliato di soprassalto alle 3 del mattino di domenica a Riese Pio X. Postamat devastato e cassetta con le banconote caricate nel pomeriggio sparita. Dalla videosorveglianza chiare le immagini dei 4 individui che sono arrivati con un'auto scura dinanzi all'ufficio postale di via Giorgione. Rapidi nell'armeggiare tra tastiere e fessure di distribuzione del denaro, probabilmente per caricare di gas l'intero bancomat che nell'esplosione è finito all'interno degli sportelli della posta. Probabilmente per questo all'esplosione è seguita la forzatura di questa porta di servizio attraverso la quale i malviventi hanno saccheggiato l'interno dei locali. Pochi minuti e poi la fuga sulla stessa berlina scura con la quale erano arrivati.
Immediatamente sul posto i carabinieri della stazione, che hanno proseguito nella notte le indagini per identificare i malviventi. Ingenti i danni alla struttura, che solo nella mattinata di domani verrà probabilmente ripristinata, mentre forse per i banditi il colpo sarà del tutto inutile, visto che il bancomat è del modello che segna indelebilmente le banconote in caso di scoppio. Sarà inaugurato ufficialmente in ottobre il nuovo municipio di Pieve di Soligo, un ritorno in centro del paese per un palazzo già protagonista delle polemiche per il fascio littorio riscoperto durante la ristrutturazione. Vediamo. Nel restaurarlo abbiamo voluto mantenere le tracce di tutta la sua storia, perché la storia non va cancellata ma va letta e studiata. Liquida così la polemica sul fascio littorio restaurato su una delle facciate dello storico municipio di Pieve di Soligo. Questo segno del ventennio ha suscitato non poche polemiche, anche se non è l'unica scritta storica di questo edificio. Questa invece addirittura antecedente pare sia stata ispirata dal beato Luigi Toniolo, quando qui regnavano soprattutto povertà e ignoranza. Segni del passato di questo palazzo che è stato municipio, poi scuola elementare e professionale e che torna dopo decenni di oblio ad accogliere l'amministrazione civica. Oggi la Casa Comunale di Pieve è sulla circolazione esterna, con uffici diffusi su 4 punti diversi del paese. Un'esperienza che molte altre amministrazioni hanno fatto o stanno facendo, ma che fa dire il sindaco. È stata anche una situazione particolarmente costosa, perché non porta a efficientamento della spesa. Per questo Soldan lancia un appello ai colleghi sindaci. È il tempo di iniziare a ragionare invece a riconcentrarci nei centri storici, dove riusciamo ad avere anche dei servizi a misura d'uomo, quindi con spostamenti o in bicicletta o a piedi, e rinunciare e lasciare alla campagna, alla natura gli altri spazi. Quindi dopo quasi un secolo e mezzo, con un investimento di 3,5 milioni di euro, il municipio torna in piazza Pieve di Soligo con ben 2 campanelle, quella del primo orologio entrato in funzione in paese e quella della scuola elementare che il sindaco suonerà il giorno dell'inaugurazione. Da metà luglio in avanti il municipio sarà aperto per i servizi al cittadino, quindi è già visitabile. La festa vera e propria è stata rinviata a causa del Covid e quindi stiamo immaginando delle date possibili che vanno verso l'autunno, magari in concomitanza con la festa dello Spirito Gigante. Si pensa al 17 ottobre in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia, ma visti i precedenti il sindaco non si sbilancia. Meglio non dirla fino all'ultimo minuto. Meglio non dirla fino a qualche settimana prima. Ed ora un augurio a Bruno Benedetti per il suo 100° compleanno. Nato a Sant'Elena di Silea il 5 giugno del 1920. Dovremo vedere le immagini della festa appunto di oggi. Ciò che lo tiene in forma da sempre sono l'orto, che fa tuttora da solo, allevare conigli, tacchini, galline. Il suo segreto per mantenersi così in gamba, soprattutto la sua quotidiana partita a carte presso il centro anziani al passo di Cendon. Gli auguri del sindaco Rossella Cendron, l'avete vista nelle immagini, che ha voluto lanciare un augurio al signor Benedetti, una persona, ha detto il sindaco, da sempre esempio e orgoglio per tutta la comunità di Silea. Ed ora andiamo a scoprire uno dei segni della nostra storia, il sigillo medievale di Treviso. È sicuramente questo il segno che racchiude la storia della Marca. È il sigillo del Libero Comune di Treviso, nella raccolta dell'indimenticato professor Giorgio Renucci, che oggi però molti conoscono come simbolo di Fondazione Cassamarca. In realtà la sua storia segna il passaggio delle isole di allora, create dalla confluenza di Sile, Cagnano e altri fiumi, dall'epoca romana a quella medievale. Il sigillo indica innanzitutto, è quello che viene apposto sui documenti ufficiali della nostra comunità, quindi diciamo che è stato istituito nel momento in cui Treviso ha assunto una sua autonomia amministrativa che non ha avuto mai praticamente fino al 1183, da quando è stata fondata Treviso, da quando è sorta Treviso, cioè dal 1500 a.C. All'interno del cerchio chiamato Leonino, iscrizioni e icone che raccontano l'epoca di massima espansione della Marca trevigiana. Il Leonino rappresenta i confini del più ampio territorio che ha avuto il comune di Treviso, che va
da Monti Musoni Ponto, Dominorque Naoni, dalla montagna, quindi la nostra pedemontana, al Muson, torrente Muson, al mare Ponto, e Dominorque controllo fino al Noncello. Da Castelfranco a Pordenone, da Mestre alla Valcellina e al Grappa, questo è il territorio del libero comune di Treviso, con le torri che ricordano una città murata, diversa da quella che conosciamo oggi. L'emblema classico della città, la città prende una sua fisionomia nel momento in cui vengono erette le mura. Quindi si parla delle mura romane, in realtà si trattava di un perimetro, probabilmente il perimetro difensivo, costituito dalle acque che avevano poi fatto la fortuna di Treviso fin dall'inizio. Mura che correvano lungo via Roggia solo per dare la dimensione della Treviso romana. Un sigillo che decadde quando Treviso divenne parte della Repubblica Serenissima. Un intervallo che va dal 1183 al 1398, quando finalmente poi finiamo in mano a Venezia e diventiamo veneziani fino al 1797. Il sigillo torna nel 1825, riscoperto dagli austriaci, che inseriscono l'aquila imperiale a 2 teste, e rimane, con alcune variazioni, simbolo della città fino al 1941, mentre dal 1938 è lo stemma della provincia di Treviso. Tanti gli aneddoti legati a questo sigillo, come l'errore clamoroso contenuto per qualche secolo, dimostrando che in fondo nessuno è perfetto. È clamoroso il fatto che Burchellati abbia scritto il leonino sbagliato, cancellando la R che invece c'è. Ed ora chiudiamo con la nostra rubrica dedicata ai vostri bimbi in TV. Continuate naturalmente a mandarci i vostri video subito dopo il meteo, poi naturalmente il TG continua con l'edizione straordinaria. A tra poco, arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana ancora in compagnia di una perturbazione che non accenna ad abbandonare il nostro territorio. Il dettaglio di lunedì 8 giugno. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, al mattino piogge più probabili sui settori centro-meridionali della nostra regione, sarà più asciutto invece altrove. Precipitazioni però più insistenti e significative su tutta la regione a partire dalle ore pomeridiane. Temperature in lieve calo, minime tra i 13 e i 17 gradi, massime tra i 19 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un tempo spiccatamente instabile con rovesci diffusi un po' su tutte le province e localmente saranno anche di moderata intensità. Temperature minime fino a 17 gradi, massime tra 23 e 24 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, non cambia di molto la situazione con temporali dappertutto sin dal mattino e un po' per tutto l'arco della giornata. Temperature minime sui 13-14 gradi, massime invece fino a 25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.